Primo giorno di campagna elettorale per Alessandra Moretti. A Padova è intervenuta al 10° congresso regionale di Lega Coop. Fatta accomodare a poca distanza dall'assessore regionale alla sanità, Coletto, nel suo intervento ha lanciato subito una critica alla giunta Zaia e un suo obiettivo. Rimettendo in piedi il modello di integrazione sociosanitaria veneta, un modello unico nel nostro paese, che è stato tuttavia, a mio avviso, indebolito. In prima fila c'è anche il capogruppo della Lega in regione Federico Caner, che aveva definito l'affluenza alle primarie del centro-sinistra veneto un'ecatombe, e la Moretti la candidata di pochi. Non guarderei e non farò polemiche, smettiamole di attaccare personalmente le persone, perché altrimenti i veneti, che sono delle persone molto concrete, si stancano subito, insomma. Giusto il tempo di scambiare complimenti e sorrisi con lo sfidante alle primarie Antonino Pipitone, che spunta la proposta di un laboratorio di idee tutto veneto per il centro-sinistra, la Leopolda del Nord-Est, a Venezia. Coinvolgere la società civile, coinvolgere quelli che lavorano, che studiano, che pensano e che per troppo tempo magari sono rimasti inascoltati. In mattinata il segretario veneto del PD, De Menec, ha ammonito i suoi a lavorare uniti per cogliere l'opportunità, ha detto, di cambiare la storia della regione con per la prima volta una donna candidata presidente. Lei che stile darà alla sua campagna elettorale? È intanto uno stile molto sobrio, come sono io e com'è il Partito Democratico, e quindi credo che noi punteremo tutto sui temi che, ha ricordato la Moretti davanti al mondo della cooperazione veneta, sono diritti a chi rispetta le regole, sicurezza sociale, occupazionale, ambientale, solidarietà e una regione aperta all'Europa.